La direzione strategica dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha disposto il conferimento dell'incarico ad interim della direzione medica di presidio degli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera al dottor Filadelfio Adriano Cracò, già direttore dell'unità operativa complessa di controllo di gestione e sistemi informativi statistici aziendali. Il dottor Cracò, mantenendo contestualmente precedenti incarichi, assumerà la direzione con decorrenza dal 16 febbraio prossimo, temporaneamente, e nelle more del relativo concorso in fase di espletamento, garantendo integrazione organizzativa e supporto strategico alle attività del presidio. La nomina, comunica l'azienda dell'ASP di Agrigento, si è resa necessaria al fine di garantire continuità, efficacia gestionale e piena operatività alla direzione medica di presidio, tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo delle varie unità operative ospedaliere. La direzione dell'ASP di Agrigento rivolge pertanto un particolare ringraziamento per la professionalità e la dedizione dimostrata al dottor Ignazio Galizia, quale attuale direttore medico di presidio. Il suo ruolo di direttore dell'unità operativa complessa, pronto soccorso e stanteria richiede oggi una presenza continuativa, un impegno costante e prioritario nella conduzione e nel potenziamento delle attività dell'area emergenza-urgenza. A supporto dell'incarico del dottor Cracò, il dottor Francesco Petrusa, direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione di Sciacca, assicurerà collaborazione operativa e sostituzione in caso di impedimento, temporanea assenza.